sta per tutto, però piano piano, ragazzi. Fammi vedere tu sei Cilito, famiglia la mamma, Jamel e Abdu. A me si magari sarmi uccisi. Si arrenga per me perché non ce la c'era pure loro. L'associazione nasce nel momento in cui nostra figlia è finita. Siccome quando perdi una figlia c'è tanta rabbia, noi abbiamo cercato di trasformarlo in costruttività quella rabbia e abbiamo deciso di donare il più possibile per poter avere un posto a fianco a nostra figlia. Perché era una mano a gente perché sa ci caessi questo. Oh, io ogni cosa che faccio, quando uscite da mattina, c'è da caessi. E anche se non cambierà il mondo una cosa del genere, però può far sorridere un senza tetto che per me è già tanto. Se riesco a togliere anche un piccolo dolore a una persona, io sto già meglio. Noi andiamo anche negli ospedali, nelle pediatrie, sia a portare giocattoli, giochiamo un po' con i bambini. Tenevano un biliardino in Spider-Man il guaglione quando volete mangiare una festa, sappelletto gol, che là sembra una cosa bella che mi è rimasta impressa. Il biliardino che si canta qui sui piccini, niente chissà che, però si va figura di Spider-Man e che la creatura ti felice. Che bella cosa, quando vai là e una creatura vai sempre te e ti abbraccia perché tu ci hai portato giocattoli, siamo di minori. Diamo un senso alla nostra vita terrena. Noi cerchiamo di fare del bene e ovviamente vogliamo spingere anche gli altri a fare del bene, perché una persona sola non cambia niente, però tante persone possono cambiare. Non vogliamo sotto, non vogliamo notorietà in nessuna maniera, noi vogliamo solo cercare di sensibilizzare un po' le persone, cioè che magari per far capire che pure si va a fare spese è una pelata di 60 centesimi. Sì. Per te non è niente, per me non è niente, però magari per uno che ha da mangiare, io con 500 grammi di pasta e una pelata faccio mangiare 3 persone. Ma come facciamo a mettere un contatto? Come la vieni a pigliare? Tramite la pagina, mi hanno messaggio alla pagina, uno non risponde. Ciao, sono Salvatore, come ci puoi aiutare? Sì. Cioè, come puoi aiutarci? Ho preso una passata, una maglietta, qualsiasi cosa. Sì. Ci organizziamo, dove sei? Ok, ci mettiamo d'accordo un attimo con il collaboratore più vicino e veniamo. Sì, veniamo. Semplicemente. Poi stanno pure un po' finigendo, ad esempio c'erano le scarpe proprio di panna, sembra da scarpe andare male di panna stracciare ci vorranno. Allora noi con un fabbrico ci pigliamo sempre, però poi alla fine chi di là che sono proprio buoni, comunque la mettere in un bidone di panno usato. Che comunque ti ripeto, su senza tetto, clochard come puoi chiamare tu, però comunque penso un po' di dignità, ottengono pure loro, non penso. Sì. Ciao, per caso hai calzini? Minimo 10. 10 pacchi di questo. Questa è tutta roba che gli vengono a portare a Salvatore nel suo negozio. Tutta gente che dona vestiti, roba e fortune ci stanno. Assolutamente. Sono robe di questo. Le domacci sta a posto. Ciao. A posto. Sei grandiosa lì, Voglio bene. Senti, fai, io ci parlare buoni di te. Wow. È vero, è vero. Cioè, io ci fa avanti. Poi c'è troppo lucchi, però. Oh, guarda troppo lucchi. E là a pezzi, che lo scuoli. 15 spezzatini da L'acqua? L'acqua ce l'ho sotto là, Le quando le scarpe ce l'ho sempre in macchina. E me lo devi dare? Subito. C'è tante cose, faccio una volta fuori. No, ne ci vuole tutto, troppo c'è una cosa che buona. Come lui per dire. Ma quando stai con Salvatore? Io gli conosci una mai. vita che noi stiamo insieme, che ci conosciamo. Poi ho approfittato di questa situazione per dare una mano. Ci aspettavo un sacco di tempo che fa un'opera a botte, perché da soli poi a volte diventa. Non sai come la fai poi. Veramente, a volte diventa veramente difficile alzare. Approfittando che lui ho cercato, anche se ti dico la verità, Fabri, io sono un tipo che quando dico poi scetti cose, non da già dice, questo è cresce il cuore. Ma io ero non sto buono, ma pigliava a Pocondri, quando vedi la gente che sta finendo a Pocondri. Uno, tieni in macchina. Poi la macchina? Stiamo facendo un video perché vogliamo riuscire a prendere un po' più di visibilità, nel senso che vogliamo che la gente ci aiuti di più, perché avendo un po' più di visibilità magari le persone sanno quello che facciamo, pure un qualche pasta, una pelata o una maglietta, per me è importante.
Ma te che mo sta facendo una pesta telecamera da usare che roba? No, vabbè, ma che studio logo è una macia, ma No, una cassetta. Anali, apri. Ehi, Ma no! così bello. Preoccupato. No, che sta cambiando. Mascile e femminili su. Vedi, sì, eccolo qua. Vabbè, questi sono per bambini quell'uomo. Siamo proprio a posto. Fai vedere un po' nella pentola, vuoi vedere? Vuoi vedere la cosa hai pentola? cucinato? Annalisa. Eccola qua. Questa è una bella fagiolata, fagioli e salsicce alla messicana. Da quanto tempo sei Annali con l'associazione? Cioè con loro, da quanto tempo collabori? Da quando è nata l'associazione? Quasi 2 anni. Sono 2 anni fa. Da un paio di anni. Sì. Ti metti là, ti metti a cucinare, ti metti a Metti a fare. cucinare, andiamo a prendere le cose. Io chi sono? Dillo tu. Annalisa è la colla del gruppo. Annalisa è Il collante. Veramente, Annalisa è sempre. E voi per tutte parti non scende di discussione, non così messo umano e tutto quanto. Allora, ad esempio, ti dico una cosa, tu dici una cosa, mi viene Annalisa a fare. Ho avuto il piacere di conoscere loro tramite mia sorella. Sì. Perché Carol stava tutti i giorni a casa di mia sorella. Sì. E veniva a scuola di danza. Ed è mia nipote. E da Ah, lì. stessa scuola di danza la nipote. Sì. E poi in questa disgrazia ci siamo unite. Sì. Io non ho vergogna di andare a cercare le cose. Pure la mia amica a fianco, uno viene a casa così dice no, No, però sono sacrifici dei nostri genitori. O veramente. Però vedete le persone sono disponibili, cioè agisse fino in modo a quel poco che sono stato Sì, ancora perché noi ci mettiamo la faccia. Io ci metto proprio la faccia, non esiste. E trovate persone che pure loro comunque Sì, se è mettono. perché Che vedono la realtà dei fatti. vedono la realtà che facciamo, non è che a noi non cerchiamo niente, anzi se chi mi vuole donare la pasta, io non ne voglio i soldi, cioè non voglio i panini, o io vado a pigliare roba per tutte parti. Sì. Pure avendo tra Persone virgolette che ce ne che sono. sta pure ricevendo un po' cosa con il braccio, non è che non mi interessa, io faccio Comunque. sì, tutto perché mi fa stare bene a me, capito? E poi la colla del gruppo. Quando arriva? 48. Ti 48 anni? Cazzo. Ho 2 figlie bellissime. Cazzo. Mo che ci sta al lavoro. Poi ve le farò conoscere. Se in estate organizziamo qualcosa lo organizziamo qua. Oh, Fabio, approfitta. No, io sono sposato. No, però no, la figlia, approfitta un Che paio di c'è? batteri che la figlia. pensavo che... A mia figlia ci avevo fatto conoscere la roba. A volte quando tu pure chiedi, pure poco. Sì, sì. La gente è restia perché l'essere umano è fatto proprio così. Perché tu vuoi spendere 50 euro per te, cioè lo straccio. Noi abbiamo fatto una raccolta, vedi? Sì. Delle raccolte, cioè 1 euro non è niente. Cioè 1 euro in un cestino. Ci sta un rinnuro. No, ma perché... Ma non è che uno vuole giudicare, però è proprio di fare qualcosa per gli altri. E culturalmente tu siamo sempre un po' che... Sai che Un ci mettiamo a po'. paura quando ci fa la festa. Poi ti mangiare la cioccolatina. Siamo fatti così, molto mangiamo. Per aiutarci che persone c'erano qualcosa, capito? Che mo' ho cucinato io stasera. Loro Ho fatto facevano una bella danza messicana. insieme. Barbara Questa è mia ha fatto figlia e una questa bolognese. è Vabbè, tu vedi, sta avvenendo. Tanto Se che vuoi, lei se no non aveva fa un niente. amore per me. Poi una volta che frevava chiamava Simone, dice Simone te le a Pia, poi l'hai ricoverata, poi Anna Iana non l'ha vista più. Però ancora mo dice la mia migliore amica è Caro. Stiamo in casa di Salvatore perché tutti questi panni che hanno donato stanno pure scartati, che non sono tutti quanti buoni, si spera che sono buoni tutti, ma a volte capita che sono pure stracciati, sono così. Quindi si è da fare uno scarto preventivo. Ciao. Ci dice poco cosa capita quando fate questi scarti. Lo scarto è quando ci danno qualcosa che per loro è adatto ai senza tetto, ma è, diciamo, è troppo trascurata come roba, guarda. Tipo così. Sì, che alla fine sono senza tetto, ma comunque sono persone, voglio dire. Noi dobbiamo andare a migliorare la loro qualità della vita, quindi. Però la maggior parte della roba è sempre in buono stato oppure... Buono stato, ripeto, quando non troviamo quello che ci chiedono i nostri amici, andiamo noi di tasca nostra e andiamo a comprare. Grazie a chi ci ha dato queste scarpe perché giuro vi piacciono, sì, sono nuove. Così si dona, vedi? Belli questi orologi. Ah, che bella, abbiamo trovato i reggiseni per la nostra amica che ci ha chiesto, ha detto va bene anche col ferretto. Tesoro, il ferretto c'è?
Sei bello però, Ma questi sono bellissimi, che lui però. Per favore lo devo scrivere un post, cortesemente. Senza detti materiali, matrimonio. Coppa che sei pure vero, adesso senza dire la positività che hanno in video di matrimonio, ne Facebook, ne Bravo! C'è sta un Sì, lato perché positivo. gente felice il cielo aiuta. Comunque questo è bellissimo, non voglio essere E tagli? come ma invece come vuoi rischio con la me? Il futuro non ci fai una comunione. Questo maschile, no? Sì, Chi sei un Leonino D'Angelo in due film ci siamo avanzati? ma io non guardate a mica ammonno le patate perché non si ammonnano così. Cioè questo è il tutorial come non ammonnare le patate. Detto da me, ma invece guardate a Simone come si fa, Non si fa così, ha fatto sciù. Perché a noi lo spreco non piace. Non piace, allora io ma da mettere le patate a me perché. Dopo magari ti mi assicurato. Guardate che è asciutto. Niente è come un piatto cucinato a casa, capito? Cioè a loro questo manca, il calore della casa. Quindi sembra stupido, ma uno spezzatino magari noi abbiamo le case e lo facciamo una volta a settimana, ma loro non hanno idea. Sì. Quindi quando sono andata giovedì ho detto cosa vorresti mangiare? Lo spezzatino. E io gli faccio lo spezzatino. Patate, piselli e carne di tacchino perché ci sono dei senza tetto nostri amici musulmani, quindi non mangiano carne di maiale. Abbiamo preferito mettere il tacchino così possono mangiarlo tutti. Cercheremo l'amore altrove, solo una cosa rimane sicura, ognuno avrà la propria vita e proprio questo fa paura. Questa è la stanza di Carol, era la Sì, stanza di Carol. Era la stanza di Carol. Questi armadi sono pieni di giocattoli, noi gli abbiamo creato un mondo interno perché lei non poteva uscire, è stata un anno che non poteva stare a contatto col mondo esterno. Questa cosa l'avete fatta appena proprio. Appena è finita, sì. Subito dopo. Sì, subito dopo abbiamo trovato la forza, ripeto, di convertire la nostra rabbia in costruttività. Ti ripeto, Carol ci ha mostrato un'umiltà, una dignità nell'affrontare quella malattia che non è da tutti. Lei non si è mai chiesta perché a me. I bambini che soffrono di queste malattie hanno la consapevolezza di prendersela, come si dice, una pazienza. Lei, nonostante facesse delle trasfusioni, lei voleva ballare. Ha fatto l'ultima gara ed ha vinto il primo posto insieme alle amiche con una trasfusione che aveva fatto il giorno prima. Quindi lei aveva voglia di vivere. Noi non possiamo far altro che dare un senso alla nostra vita, non soffermarci sulle stupidaggini, dedicargli ogni giorno, essere felici perché lei poteva essere felice. We're living in the gold. Ciao, Mario. Mo la pagina comunque sta crescendo. Se mai contattato una signora prima che ha un figlio disabile e va al centro. L'ho contattata, ci ha parlati. Ma per esempio io voglio conoscere il figlio. Sì. Perché a me pure questo mi piace, a me mi piace entrare nella cosa e vivere le persone. Un po' la storia. Il progetto mi aiuta la gente che ha pure bisogno, non solo i senza tetto. Si cresce questo progetto che teniamo noi, e piace pure un locale a mettere tutti questi indumenti da tu te li dividi e metti in una scatola e quando viene qualcuno tu sai quello che ci sta. Per esempio con Stato non ci sta niente, per esempio capo cazzo, cioè non sta un aiuto, poi parlo da ignorante proprio. Stanno i dormitori pubblici che non ne avevano per tutto quanto. Giusto solo che lui non va a gettare. Allora, siamo arrivati a Piazza Lodi. Prima tappa. No! Non ti chiami Carmine? No, Kais! Ah, Kais! Italiano Carmine! Ho detto più vicino, più facile per gli altri. Ah, Kais è facile! Qualcuno che Ragazzi, dove siete? Siamo Prima il secondo. Prima il secondo, prima il secondo. 4. Quattro, sì, va boh. Compra. Sì, 42. 42. Aspetta, vi do pure le posate. Facciamo una cosa alla volta. Tu che ti serve? 40 euro? 40 euro. E i scarpe che si carica, vediamo. Sono buoni, sono belli. Ah, si può.
Non è tempo, secondo logo. Non litigate, così ci sta per tutti, però piano piano, dai. 42. Eccolo. Vuoi vendere? No, se te le devi vendere no, mica le vendi le sciarpe. Tu? 43. Vanno questi scarpe, guys. No, a me vanno bene, grazie. Vanno bene? Grande. Che numero sei tu? 39. 39. Raga, sono maschili, Questo per me. Questo per me. No, è aspettato. aspettate, sta dicendo. Ragazzi, calma, altrimenti ce ne andiamo, Se no andiamo via, Prima parlavo di questa cosa non faccio, però. No, non litigate. Questo per me, Non vedi che ti stai cercando. No, non ci sta. Però ma ci si troppo esagerato. Quindi non abbondiamo a scimità, perché poi quando stiamo sulle mare, oppure che stiamo con Vicenza, e teniamo aspetta, fare invece che abbiamo fatto, abbiamo dovuto governare, abbiamo dovuto governare là, vediamo una cala. Allora no, giuro no, vediamoci. Non è signor Ghilli, signor di una casa. Io venivo, il signore che ha detto ma da fornire. No, marocchino. Italiano. No, perché però si lascia il primo e il secondo, però sta tutto vicino. Uno cuofano Ha da passare, i capi come? Passano a qua, passano a lei, passano a Mamma Giulina è il vicino. Mamma Cilina, mamma Pigliano e un cuofano c'è la mara. Seconda tappa, stazione di Mergellina. Mamma il succhetto, ma c'è. Poi c'è andato prima per c'è adesivo. La pancia. Sono goloso. Fatto avanti, Sono goloso, golosissimo. Ah, stai mangiando! È più grasso. Pure io, vedi? Io mi interessi quello che dicono, perché a me ora non mi interessi, mi sapete? Perché stanno qua come stanno qua che hanno fatto oggi. Ci fai fare una rasata, che è lei? Oggi una rasata. Cioè io sono un tipo che ride la mattina alla sera, pensi mai visto, no? A me se mi manca la rasata mi ucciso. Si arrenga per me perché non ce l'ha già lavorato. Andavi di una d'acqua una macchina. Sì. Non vedere che sta cercando, scusa, andiamo Maglione. No, aspetta, questo è piccolino, è femminile, penso. Guarda, ce lo devi dare alla fidanzata sua. Va contare. Qui, in casa ci ho fatto guardare roba fidanzata tua, è piccolino. Che sei pure, amici? a fidanzata. Fidanzato, no a te, brillantino, no a te. Grazie. Vuoi merenda? Sì. Poi tieni. Aspetta, una cioccolata. Fai pure là dei calzini, quando non vuoi calzini? No, tutti quanti. Aspetta, un solo. Uno solo. Basta, non festeggiamo. Siamo tutti qua, datevi la mano in pace. Va bene questo? Dai, dai amico. Vai. Qua siamo a Galleria Umberto, un altro posto di ritrovo, loro portano una roba, un magnai e tutto lì. Camminella, lo so. Oh, guarda. Mario si chiama. Mi chiamo Mario, dove mi chiamo Mario? Manicato tu mette? Ci manicato. Arrosto un bollillo no. Oggi a Mettila in borsa, come fai a mantenere? Ti do una mano? Andiamo a fare la bolla. La mettere in borsa? Mario, no, prima. Non hai capito, stavano le cose sopra, si è schiacciato, però è buonissimo. Io voglio ringraziare questo gruppo che vengono qua ogni settimana per portarci un sorriso, la cosa più importante che c'è, poi il pasto viene dopo. Voi che aiutate loro, che loro aiutano me, a noi, un saluto e che Madonna vi benedice. Grazie. Grazie a te. Grazie. 15 euro a testa. 10, va!
Io sono più o meno 2 anni da quando abbiamo aperto questa associazione. Quanto è Mario? Sì. Come ha detto qua. Un fai pure a te che lo fai. Sì, con passione, l'ho fatto soprattutto per lei che le sono stata molto vicino in quel periodo. Sì. Ma io sto guardando, sto perenne, è una realtà che alla fine. È la realtà di quello che facciamo, la gente dona e noi diamo. È una bella cosa, è perché non hanno sapere più persone. Oh no Mario, hanno sapere più persone possibili. Le persone donano, loro ce lo portano e mu piccio. Giulia, tu pure tu un paio di anni che fai questa associazione? Sì, quando abbiamo iniziato. Da un paio di anni. Quando all'inizio stava? Lo trovo Giulia e non lo trovo. Ognuno di noi ha una storia sotto. Bravo. Lei ha una storia, io ho una storia, lei ha una storia, lui, Salvatore, Simona. Poi la Io ho perso mio padre da poco e a me la morte di mio padre mi ha un po' scioccato. Immagino. E ci siamo uniti anche perché mio padre non è morto così, mio padre è stato fatto uno sbaglio di un ospedale, quindi mio padre ebbe un'operazione al cuore perché ebbe un infarto 2 anni prima e dopo 2 anni hanno fatto un intervento al cuore aperto. Ho perso un mio amico che per me era un fratello, eravamo molto uniti. Poi Carol se n'è andata proprio il giorno della morte del mio amico. Ci sono cose che accomunano. Stesso giorno, stesso orario. Ha giurato a chiamare l'8 mattina e Carol non c'è più. Come un anno non c'è più dopo un'operazione che era riuscita bene, sembrava. E poi se n'è andata. Ma gli amici tu, tipo. Eravamo proprio frati, ci partivamo tutti. Quando a 19 anni. 19 anni c'avevo. Si chiamava come me, mia figlia è nata lo stesso giorno suo, il 15 giugno. Allora non sono casi, capito? Il destino voleva che io era festeggiare o compleanno suo. Diciamoci la verità, ognuno di noi questo mio padre ha avuto la malattia, mio nipote un mese e mezzo un attacco cardiaco, mia mamma vive quella malattia, però sono tutte cose che ti segnano. È la prima cosa che perdi è la fede quando perdi qualcosa. Mo sto ritrovando qualcosa grazie a loro che mi stanno aiutando con questa cosa, però la fede la perdi. Ma dite un slogan, una cosa. No, non senti sulla pelle, questo sono a catinelle. Non sento sulla pelle. Questo sono a catinelle! Ciao caro!